Benvenuti a questo speciale di Italia Oggi sulla legge sul dopo di noi e sulla tutela del patrimonio. Ne parleremo con Alessandro Dragonetti, Studio Bernoni Grant Thornton. Grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie. Giampaolo Marcò del Consiglio Nazionale del Notariato, benvenuto. Grazie, benvenuto a tutti. E Stefano Loconte, Studio Loconte e Partner, benvenuto anche lei. Grazie, benvenuti a tutti. La legge sul dopo di noi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 24 giugno e è in vigore da sabato 25 giugno, quindi siamo sulla notizia. È una legge che si propone di dare strumenti giuridici ma anche agevolazioni fiscali per agevolare le persone con disabilità grave. Il nome è chiarissimo, dopo di noi, quindi è rispondere alle domande di genitori, parenti, amministratori che hanno figli con problemi gravi e che si pongono il problema: cosa succederà dopo di noi, chi si prenderà cura dei nostri figli. Ecco, è una norma quindi di alta civiltà che ha come obiettivo stretto quello della agevolazione, della cura, della protezione, della tutela delle persone soprattutto con disabilità grave. Si prevedono incentivi fiscali per favorire erogazioni e sostegno economico tramite vari strumenti, dalle polizze assicurative al trust, ai vincoli di destinazione, ai fondi speciali di beni con contratto di affidamento fiduciario anche a favore delle onlus. Ma entreremo più nel dettaglio di questa norma con i nostri esperti, sono tutti professionisti, molti di loro collaboratori di Italia Oggi e già su Italia Oggi stiamo cercando, abbiamo già da qualche giorno cominciato ad approfondire questi argomenti. Allora, partiamo con Stefano Loconte. Ci illustri i contenuti essenziali di questa riforma. Sì, volentieri. Beh, innanzitutto mi permetterei di fare un passo indietro, nel senso che siamo in presenza di una legge che definirei storica, perché rappresenta la prima legge che disciplina sotto il profilo civilistico il trust in Italia. Un istituto, il trust, su cui si è avuto tanto da dire, a volte discusso, perché purtroppo ne abbiamo avuto tanti esempi di utilizzo, diciamo così, patologico. Abbiamo visto che era il 2007, il legislatore aveva introdotto una disciplina fiscale specifica e che sicuramente aveva aiutato, ma mancava una norma di regolamentazione civilistica. Bene, oggi l'abbiamo e abbiamo quella che è un'ottima norma. Perché? Perché mette in evidenza, finalmente, che il trust è uno strumento non solo lecito, ma è il miglior strumento possibile per il raggiungimento di finalità cosiddette meritevoli di tutela. E mai finalità come queste possiamo definirle meritevoli di tutela. Quindi, fatta questa premessa che è importante, vediamo appunto quali sono queste finalità, le hai già ricordate tu. La tutela delle persone affette da disabilità gravi. Qual è il problema di fondo che hanno le famiglie che purtroppo si ritrovano in questa tipologia di situazioni? Come tutelare persone non autosufficienti nel momento in cui non ci saranno più o non dovessero più esserci le persone a loro vicine. Il genitore dice: bene, ma quando io non ci sarò più, chi sarà in grado di attendere ai bisogni di mio figlio che da solo non è in grado di gestire queste situazioni? Di qua il contesto dei cosiddetti patrimoni destinati o vincoli di destinazione, perché al di là del affidamento fiduciario, trust, vediamo qual è l'obiettivo principale della legge. È prendere un patrimonio e destinare quel patrimonio alle finalità specifiche della persona. La casa? Perfetto. Io prevedo che indipendentemente da chi sia il proprietario della casa, quella casa è destinata a essere abitazione del figlio non autosufficiente. Perché il figlio non autosufficiente, io non ho bisogno che diventi proprietario del bene, io ho bisogno che lo utilizzi quel bene finché lui c'è. Questo è il concetto di destinazione. E quindi sotto questo profilo il trust è sicuramente lo strumento più evoluto, migliore per realizzare questo, ma non è l'unico. Infatti la legge parla più in generale dei vincoli di destinazione, parla più in generale del contratto cosiddetto di affidamento fiduciario, un'elaborazione dottrinale che appunto in un certo momento storico ha voluto provare a sanare il fatto che mancasse una legge civilistica sul trust, che invece oggi probabilmente abbiamo sull'argomento. Quindi tutela di un interesse, strumento, patrimonio destinato alle esigenze di un soggetto meno fortunato.
indipendentemente dal fatto che questo soggetto ne sia proprietario. Questo è l'obiettivo di questa legge e la portata innovativa è evidente che è molto molto elevata. Ecco, quali strumenti utilizza questa legge per raggiungere questi obiettivi? Come detto, la legge consente di utilizzare diverse tipologie di strumenti: patrimoni destinati, trust, contratto di affidamento fiduciario, depositi fiduciari, tutti strumenti che in funzione della tipologia di bene di cui stiamo parlando assolvono la funzione di destinare un patrimonio. Mi spiego. È evidente che se il bene che ho bisogno di destinare al servizio del minore, del figlio non autosufficiente, è un denaro, è del denaro, probabilmente sarà superfluo costituire un trust, potrebbe essere sufficiente un mero deposito fiduciario. Se invece devo destinare uno o più immobili oppure situazioni complesse, proprio perché la situazione purtroppo del non autosufficiente è una situazione complessa in generale, è evidente che devo ricorrere a strumenti un attimino più evoluti, in questo caso il trust. Perché attraverso la figura del trustee, attraverso la figura del guardiano che sovraintende a tutta l'attività del trustee, in maniera composita e articolata possiamo destinare uno o più di quei beni ai concreti bisogni della persona beneficiaria di quel trust. Ecco, ma non ci sono soltanto le norme civilistiche in questa riforma, ci sono anche norme fiscali. Notaio Marcò, vuole illustrarcele lei? Volentieri, sì. Le norme fiscali prevedono in primo luogo un'esenzione dall'imposta di donazione. Ecco, sul tema bisogna precisare che questa riforma si inserisce già in un ambito dell'imposta di donazione che era particolarmente agevolata, perché l'imposta di donazione prevedeva una franchigia elevata fino a 1,5 milioni di euro nel caso in cui la donazione fosse posta in essere a favore di un soggetto parente in linea retta che presentasse una situazione di disabilità. In questo caso quindi viene superato il limite della franchigia, quindi anche per i grandi patrimoni vi è una totale esenzione dall'imposta di donazione, ma non solo, vi è anche un'esenzione dalle imposte catastali e ipotecarie nella misura in cui l'oggetto del trasferimento sia un bene immobile, l'esenzione dall'imposta di bollo, e poi in particolare è molto interessante perché è la prima volta che viene sviluppato dal legislatore ed è stato un frutto anche di un intervento di correttivo in sede di revisione della normativa, il problema dell'esenzione fiscale per quanto riguarda il momento successivo a quello del primo trasferimento in favore del beneficiario con agevolazione fiscale. Perché? Perché ovviamente il legislatore si è preoccupato della sorte di questi patrimoni costituiti nel trust o destinati ex articolo 2645 ter, nella misura in cui il soggetto disabile premorisse a coloro che hanno destinato il bene, che hanno trasferito il bene, quindi al disponente o comunque al primo soggetto proprietario del bene. Ebbene, il legislatore si è preoccupato anche di questo momento successivo, prevedendo due disposizioni molto importanti. La prima è un'esenzione fiscale per il caso in cui il bene torni indietro, quindi venga riacquisito nuovamente dal soggetto disponente, quindi in questa ipotesi abbiamo una neutralità fiscale totale sia in andata che in ritorno, mentre per il caso in cui l'atto, per come è stato configurato, preveda una destinazione a favore di soggetti diversi, avremo una tassazione normale sulla base del rapporto soggettivo intercorrente fra il primo disponente e il terzo beneficiario. E sul punto vorrei ricollegarmi a quanto espresso prima. Effettivamente questa è una norma di carattere storico per due ordini di motivi. Uno, perché è una norma che scontinua l'iter del legislatore, che era un iter rivolto a dare sempre maggiore spazio ai privati, all'autonomia privata nella gestione della incapacità dei propri congiunti. Noi avevamo visto come la legge precedente sull'amministratore di sostegno apriva il campo all'autonomia privata attraverso l'atto di designazione, quindi permetteva per la prima volta ad un soggetto di scegliersi colui che sarebbe diventato il proprio amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità.
Ecco, qui la norma fa un passo ulteriore verso quella che è stata definita la sussidiarietà orizzontale, cioè il legislatore finalmente scommette sui professionisti, scommette sui privati, permette all'ordinamento privatistico di gestire un settore così delicato come quello dell'incapacità. Non dimentichiamo che l'80% degli soggetti incapaci oggi è istituzionalizzato in Italia, quindi il tentativo è quello di permettere ai privati, attraverso questi strumenti, che non sono strumenti innovativi, perché come dicevamo poc'anzi il trust esisteva già, il 2645 ter esisteva già, però finalmente abbiamo una totale eliminazione di qualunque residuo dubbio sulla legittimità del trust e abbiamo finalmente una disciplina analitica e dettagliata che permetterà il 2645. Ecco,